Se siete stati attenti in questi giorni, avrete visto sicuramente il video che ho fatto alla pizza di scarola. Mi era rimasto un bel pezzo di impasto e per 48 ore l'ho conservato in frigorifero. Adesso vi faccio vedere che asciutto forno babà. Guardate qua, sta respirando questo impasto, respira e vive. E secondo voi io che pizza posso fare? Oggi faccio una marinara speciale. Venite a presa a me, pigliate carta e penna. Prima cosa, le mani sporche d'olio e vado a prendere l'impasto. Ecco qua, guardate. Guardate qua. E un babà. Ecco qua l'impasto l'ho steso nel rutiello, sempre quello della pastiera, e lo faccio riposare 10 minuti nel forno spento. Nel frattempo ho fatto sciogliere il cubetto di ghiaccio al basilico e le unisco nella ciotolina. Poi ci taglio i pomodori, aggiungo un po' di aglio a pezzetti, un po' di olive, quelle là sott'olio, ecco, tagliate così. Aggiungo una bella manciata di origano a cascata, aggiungo un po' di sale e il mio olio magico al basilico che va capazzo e inizio a mescolare. Guardate, vi vorrei far sentire il profumo. Ecco qua, i pomodori è tutto pronto e io lo vado a ravacare, a buttare sull'impasto. Ecco qua, e lo sistemiamo con le mani, tanto belli, facendo attenzione che i pomodori siano tutti belli allineati. Ecco qua, adesso è pronta per andare in forno, ma manca il tocco magico. Il tocco magico è sempre una bella vrangata. Ecco qua, abbondante, perché si sono mettiti, ci ho trovato di parmigiano. Adesso in forno a 175 gradi per 40 minuti. Ogni tanto datele un occhio, guardatela. Eccola qua, è pronta, assaggiamo. E se voi la fate questa pizza, scrivetemelo nei commenti. E mo, buon appetito a tutti quanti.